Ultima puntata di una storia a dir poco tortuosa. È stato respinto il ricorso presentato da Tecnital, capofila di ATI, l'associazione temporanea di imprese che avrebbe dovuto dare luce al progetto del traforo delle Torricelle. La sentenza firmata dal TAR del Veneto parla chiaro. Hanno agito in maniera legittima i dirigenti comunali che lo scorso 7 aprile avevano dichiarato la decadenza di ATI dall'aggiudicazione definitiva del project financing, visto che l'associazione di imprese era sguarnita di requisiti tecnici, economici e finanziari per realizzare un'opera pubblica delle dimensioni attese. Si sta facendo di tutto per affondare il project, era stata la pronta risposta di Tecnital, che aveva immediatamente impugnato i provvedimenti comunali. Ma l'ultima parola l'ha messa ieri il Tribunale amministrativo, stracciando il ricorso. Cosa succede ora è presto per dirlo. Intanto gli 8 milioni della fideiussione arriveranno nelle tasche del comune. Ma il passaggio a nord, progetto bandiera che ha accompagnato per 10 anni Flavio Tosi, non finirà certo nel cestino. Palazzo Barbieri cerca un'alternativa compatibile con le indicazioni che scaturiranno dal piano urbano della mobilità sostenibile. Si rimane quindi in attesa, se non di un'altra puntata targata traforo, di certo di un suo spin-off.